Ciao amici di Ferro Team, siamo qui a Possagno, precisamente nella casa della Canova. Voi lo conoscete tutti perché è un grandissimo artista e qua questa sera ci sarà una delle finali regionali di Miss Italia. Come potete vedere sono alla cima di questa splendida gradinata perché le nostre Miss questa sera ci drizzeranno con una passerella ancora più difficile, quindi scendendo questi gradini. Vi chiediamo di seguirci, votate la vostra preferita nei commenti che a fine video vedrete la ragazza che avrà vinto questa sera. Vi ricordiamo anche gli altri appuntamenti di domani al Forte Marghera per l'ultima selezione valida per accedere alle finali regionali di Miss Italia e soprattutto il 27 che ci sarà l'ultima selezione per la regione Veneto, che sarà appunto quella per eleggere Miss Veneto, che la Francesca Toffani, la nostra splendida Miss Veneto dell'anno scorso, dovrà cedere obbligatoriamente la fascia. Ora mi delizio anch'io a scendere da questa splendida scalinata come le nostre splendide Miss. Vi do un caloroso saluto e ci vediamo tra poco con tutte le ragazze. Ciao! Buonasera amici di Possagno, buonasera. Fate, beh, siete stati in religioso silenzio come si vuol dire fino ad ora ed ora si comincia. Come ci siete mancati, come ci è mancata questa piazza e come siamo felici di essere ancora qui. Grazie ovviamente a voi. Grazie al sindaco e al comune che ci ha voluto, grazie alla Fondazione Canova, qui di fronte a noi uno spettacolo, la bellezza ovunque avete in questa città e questa sera a questa bellezza che voi quotidianamente riuscite a godere abbiamo anche la presenza di 25 bellissime ragazze che si contenderanno il titolo di Miss Eleganza Veneto. Quale location migliore poteva essere adatta per andare ad assegnare il titolo di Miss Eleganza? Questa è quella che è l'eleganza che possiamo ammirare all'interno di questa gipsoteca e l'eleganza di queste ragazze che andremo a conoscere. Dicevo, ci siete mancati perché l'anno scorso ovviamente non ci siamo potuti vedere e dico la verità, ogni spettacolo che noi facciamo, ogni serata è un regalo che ci viene dato. Chi ha scelto di fare questo lavoro, beh, insomma, abbiamo sofferto molto, però rivedere la piazza, rivedere le persone, anche se con il giusto distanziamento, anche se seguendo tutte le normative, però un piccolo passo avanti e di questo siamo davvero molto felici e ringraziamo sempre tutte le location che ci danno l'opportunità di poter tornare quasi alla normalità come sta accadendo e speriamo che tutto questo continui. Andiamo a parlare di Miss Eleganza Veneto, ovviamente legata a Miss Italia, un titolo che darà la possibilità alla vincitrice di accedere direttamente alle prefinali nazionali di Miss Italia. Quindi per diventare Miss Italia cosa si deve fare? Perché lo dico sempre ai ragazzi nel briefing, puntiamo sempre in alto, bisogna fare delle selezioni, vincere le selezioni, coloro che vincono le selezioni partecipano alle finali regionali come quella di questa sera, dalle finali regionali si va alle prefinali nazionali e poi si potrebbe arrivare alla finalissima, quindi per colei che vincerà questa sera c'è davvero una marcia di avvicinamento importante. Abbiamo una giuria qualificata che sicuramente saprà individuare la più bella tra le belle, ma abbiamo pronte delle ragazze che si presenteranno a voi in questa scalinata così importante. Dico una cosa, devo presentarle io purtroppo perché per problemi di igienizzazione dei microfoni e tutto il resto sarebbe un po' complicato, ci vorrebbe praticamente una persona, quindi ragazzi che parla, pulire il microfono, credo che ci vorrebbe un paio di giorni per finire la serata e quindi le presento io. A me spiace perché sono ragazze in gamba, intelligenti, avrebbero molte cose da dire ma magari ci saranno delle opportunità per conoscervi meglio. Intanto io, che dite, cominciamo a presentare il numero 1? Sì, possiamo? Ok, concorrente numero 1, Beatrice, vieni!
Giovanni arriva da dopo. Silvia 19 anni, concorre con il numero 5. Numero 6. Messia, concorrente numero 7. Lorena concorre con il numero 9. Essa concorrente numero 10.
Linea concorrente numero 11. Chiara, la numero 12. Concorrente numero 13. Erika, numero 14. Isabella, concorrente numero 15. Alessandra, concorrente numero 16. Numero 17. Jessica.
Vanessa concorre con il numero 20. Aurora numero 21. Giulia concorrente numero 22. Numero 23. Che belle, facciamo un applauso a tutte loro perché credo lo meritino.
bellissime ragazze, il lavoro della giuria in queste finali è sempre molto complicato, però voglio anche ricordare una cosa importante, che ovviamente questa è una delle finali regionali. Miss Italia ha più finali regionali dove vengono assegnati diversi titoli, quindi ovviamente noi questa sera avremo la ragazza che si aggiudicherà il passaggio alle 3 finali nazionali, poi ovviamente faremo altri 4 titoli entro il mese di agosto che andremo ad assegnare, 2 lo faremo a Sottomarina e poi 2 il giorno 27 per la finale di Miss Veneto a Jesolo. Quindi insomma, per le ragazze che questa sera non otterranno quella che è la soddisfazione che ovviamente ambiscono ad avere, sicuramente avranno la possibilità di rifarsi. Ci tengo ovviamente a dirlo. Io vorrei anche presentare i signori della giuria che sono qui davanti a noi e che fanno sempre un lavoro molto difficile e dedicano del tempo a queste ragazze, noi li ringraziamo sempre per questo. Iniziamo dal sindaco Valerio Favaro. Grazie sindaco per far parte della giuria e soprattutto per averci dato l'opportunità di essere ancora insieme a voi quest'anno. Mi ricordo che 2 anni fa eravamo stati all'interno dei giardini in una location completamente diversa ma altrettanto suggestiva. Quest'anno siamo tornati in questa piazza. Poi abbiamo, per quanto rappresenta la Pro Loco, Matteo Negro, grazie anche a lei. Qui abbiamo dal comune di Causa del Tomba Michele Cortesia, grazie anche a lei. Quindi del gruppo Alpini Federico Perisello. Poi Off-Road Montegrappa Matteo Reginato, gruppo Posagnot Elda Bellè, quindi dell'Associazione Musica Nova Lorenzo De Paoli, Avis Daniela Bolletta e poi Fondazione Canova Isabella Finato. Grazie a tutti loro, farei un applauso per loro, sicuramente lo meritano. Abbiamo aperto con il sindaco e chiuso con la Fondazione Canova, che sono 2 elementi importantissimi in questa città, ovviamente insieme a tutti gli altri che sono qui questa sera e si impegneranno per andare a individuare la più bella tra le belle. Poi oggi abbiamo avuto la possibilità di portare le ragazze all'interno del museo ed erano veramente estasiate. I tempi che abbiamo noi erano brevissimi, ma so che le ragazze si sono messe d'accordo per poter venire con le giuste tempistiche per potersi godere a pieno quello che è quello scrigno prezioso che avete qui davanti a voi e che potete visitare. Voi avete l'opportunità che abitate qui di visitarlo quando preferite. Credo che poi per coloro magari, perché siamo in diretta, vero Mario? Siamo in diretta sulla pagina GD Ferro Team, sulla pagina Facebook, quindi grazie al web arriviamo in tutta Italia e in tutto il mondo. Io lo voglio dire, siamo a Possagno, che è la città che ha dato i natali a Antonio Canova, e qui di fronte a voi, questa c'è la scalinata, laggiù c'è il tempio che è coperto, in questo momento non si vede al buio dal tricolo di Miss Italia. Qui di fronte a noi abbiamo la Gipsoteca, dove amici che ci state seguendo da ovunque, ci sono delle sculture, delle opere straordinarie di Canova. C'è la sua casa, venite a Possagno, è una perla incastonata nelle colline del Trevigiano, ne vale sicuramente la pena. Io credo, visto come si prende l'applauso no, sapete perché lo dico? Perché mi rendo conto sempre di più che il bello di Miss Italia è che noi abbiamo la fortuna di fare sfilare protagoniste queste ragazze bellissime, perché sono loro le protagoniste di Miss Italia, sempre e comunque, però al tempo stesso riusciamo ad arrivare nei paesi più belli, più caratteristici, con delle cose particolari. Credo che Miss Italia abbia anche una funzione di promozione del territorio, questo che a noi fa molto piacere. Bene, detto questo, io non voglio distrarre i giurati, ma non servono le mie chiacchierate per distrarli, ma soprattutto voglio far sfilare le nostre ragazze che sono concentratissime lassù e ci stanno guardando, stanno osservando, stanno studiando questa scala, perché tra l'altro già è una finale di Miss Eleganza. Tra l'altro affrontare anche una scala impegnativa come questa è un compito in più, però lo stanno svolgendo bene. Sei pronta? Sei prontissima? Concorrente numero 1, Beatrice.
fortissima Natalia, concorrenza numero 4. Numero 5. Giorgia, numero 6. Grazie Giorgia e andiamo con Alessia che è il numero 7. Chiara, numero 8. Morena, numero 9. Andiamo con Benedetta, numero 10.
numero 11. Chiara, numero 12. Martina, numero 13. Erika, numero 14. Isabella, numero 15. Alessandra, numero 16. Andiamo con Jennifer, la numero 17.
19, lei è Sara. Poi abbiamo Vanessa, la numero 20. Aurora, numero 21. Prossima Giulia, numero 22. Andrea, numero 23. Numero 24. Chiude il gruppo, lei è Deborah.
applauso per tutte, che direi proprio di sì. Vorrei anche ricordare che il titolo di Miss Eleganza, tutti i titoli regionali ovviamente sono importanti, nel senso che tutti quanti danno l'accesso alle prefinali nazionali, quindi diciamo che per lo scopo della gara sono uguali tutti quanti, però a livello di storicità il titolo di Miss Eleganza è molto importante, ecco perché solitamente quando lo si organizza, io parlo poi in plurale perché quando si è sul palco si rappresenta anche un grande gruppo di lavoro che è quello dell'agenzia Modashow.it di Paola Rizzotti, che è dietro le quinte, ovviamente che è l'esclusivista di Miss Italia in Veneto e anche in Friuli Venezia Giulia, quindi ha un'area molto vasta come competenza, quindi io parlo un po' a nome loro. Quando si sceglie una location, Miss Eleganza si cerca sempre di fare in posti molto particolari. Perché? Perché Miss Eleganza venne istituito l'anno nel quale partecipò Sofia Loren a Miss Italia. Sofia Loren quell'anno non vinse, nacquero delle polemiche e quindi la giuria al tempo decise di fare un titolo speciale per lei, per Sofia Loren, e quindi si porta dentro questa storia importantissima Miss Eleganza. Io ci tengo a dire perché magari poi si pensa che siano anche titoli solo nominali, invece alcuni di questi proprio hanno una storia, e Miss Eleganza è uno di questi, quindi a noi piace sempre trovare delle location particolari in onore di questo grandissimo personaggio dello spettacolo italiano, perché non è solo un'attrice, è stata davvero tantissimo e quindi ci piace raccontarlo. Ma insomma, sapete, Miss Italia 82 anni, 82 edizioni, è veramente una manifestazione che fa parte della storia del nostro paese. E io tra l'altro in ogni serata ho il piacere e l'onore di portare i saluti da parte della nostra patron Patrizia Emiliani, che con tanta tenacia e determinazione continua a portare avanti questo concorso. Prima si parlava con alcuni amici, perché qui oramai da un po' di anni che veniamo, quindi un po' di amici li abbiamo, mi fa piacere. L'anno scorso cosa è stato fatto di Miss Italia? L'anno scorso è stato fatto una formula di Miss Italia assolutamente innovativa, che si è adeguata a quello che era il tempo. Sono stati fatti a ogni referente regionale sono stati mandati dei video dalle ragazze, una commissione regionale ha scelto i 5 migliori video, a quel punto una commissione nazionale ha deciso la migliore di ogni regione, hanno fatto una finale a porte chiuse che è andata in onda in streaming con una rappresentante regionale, e abbiamo visto, stiamo vedendo Martina Sambucini da Miss Italia in carica, che tra l'altro sta anche ottenendo molti consensi, sta lavorando, e questa poi è la cosa più importante, che poi Miss Italia davvero dà qualcosa di concreto alle ragazze, e questo è anche il bello, non solo una passerella, non solo un titolo prestigioso, ma anche concretezza, e questo è davvero il bello, quindi volevo solo raccontarvi un po' questo. Adesso la giuria ce l'ha chiesto all'inizio, quindi lo facciamo molto volentieri, perché ovviamente più volte le ragazze si vedono meglio è, quindi oltre alle 2 uscite canoniche che noi facciamo ne faremo una in più, presenteremo le ragazze di fronte alla giuria, si schiereranno solo da fronte alla giuria a gruppi di 5, in modo che avranno la possibilità di rivederle tutte insieme, quindi inizierei dal primo gruppo, la numero 1, 2, 3, 4 e 5, eccole qui a voi, prego, potete schierarvi di fronte, non vi rifacciamo fare la scala questa volta. Andiamo con le prossime, 6, 7, 8, 9 e 10. Ponte 11, 12, 13, 14, 15.
16, 17, 18, 19, 20. Grazie ragazze. Andiamo quindi con il prossimo gruppo, che è l'ultimo, 21, 22, 23, 24 e 25. Grazie. Bellissimo vedere questa sfilata, questo momento. Lo dico perché il bello di Miss Italia è che a questo concorso partecipano ragazze che magari per la prima volta affrontano una passerella, un palco importante come quello di questo concorso, e poi con le selezioni, grazie anche allo staff che le segue, davvero migliorano di giorno in giorno. E io ricordo alcune di loro, le prime selezioni un po' titubanti anche sul palco, e stasera le vedo proprio volare come avessero delle ali su queste passerelle, su queste scalinate. Questa è davvero la cosa più bella. Poi ovviamente ce ne sono altre che magari già lavorano nel settore della moda, del cinema, e quindi magari approfittano di Miss Italia per quella che è l'altissima visibilità che questo concorso riesce ad offrire in quel contesto. Quindi è davvero molto bello, quasi emozionante, perché insomma le viviamo insieme queste selezioni, questi passaggi di queste ragazze. Così come pure vorrei un applauso ai genitori, ai parenti, ai fidanzati delle concorrenti che le seguono sempre con tanta attenzione, e questo ci fa davvero molto piacere, perché il bello di Miss Italia è anche questo, che si muovono le famiglie, quindi questo ci riempie davvero di orgoglio. Bene, io a questo punto guardo a quella, anzi cerco di guardare da quella parte perché ci sono i falli, però sì, riesco a vedere Paola Rizzotti con la cartellina, il cronometro. A me il cronometro di Paola Rizzotti fa sempre molta figura, e vedo delle bellissime ragazze in costume da bagno, e quindi andiamo con uscite in costume da bagno. Abbiamo una sfilata di costumi da bagno con protagoniste, quelle che sono state le concorrenti di questa sera. Tengo a precisare che tutto questo le ragazze non hanno nemmeno il numero, non credo abbiano il numero, è tutto fuori giuria, quindi le ragazze, i voti della giuria sono già stati assegnati, qui adesso le ragazze si possono divertire senza insomma la tensione del passaggio giuria. Noi ci vediamo più tardi perché abbiamo un ospite che andremo ad ascoltare insieme, straordinaria, e poi andiamo con le premiazioni. Le 25 protagoniste della finale regionale di Miss Eleganza Veneto in costume da bagno, a voi!
Facciamo un altro applauso per loro. Io resto vestito, non avete il costume, non è che mi adeguo alle uscite che ci sono, tranquilli, tranquilli. Bene, abbiamo viste, credo che il lavoro stiano facendo i conteggi, insomma è un momento sempre più complicato perché insomma, scegliere la più bella tra le belle non è semplice, insomma, ecco, però ce la faremo anche questa sera e poi ricordiamolo perché è importante, coloro che questa sera non otterranno il risultato che auspicavano avranno la possibilità di rifarsi perché ancora ci sono 4 titoli in palio in regione, quindi ancora 4 opportunità per loro. Certo che credo che le ragazze sono davvero molto molto belle e brave, perché poi questo ci interessa, riescono a proporsi al pubblico, a presentarsi nella maniera migliore, questo ci fa davvero molto piacere. Bene, vedo che è arrivata Paola Rizzotti con corona e fascia, quindi vuol dire che
il momento, quando arriva lei con la corona e fascia, il momento si sta avvicinando. Allora io, mentre darei modo a tutte le nostre miss di prepararsi, vorrei sul palco, io chiamerei subito il sindaco per i saluti, poi ovviamente ritornerà per premiare. Sindaco, prego, Valerio Favero con noi, al centro qua su in alto, mi raggiunga qui al centro della vostra bellissima scala. Valerio Favero, c'è un microfono grazie, vedete il nostro Ennio come è preciso. A proposito di disinfettare, pensate se tutto questo dovessimo farlo per ogni ragazza, anche se serve una soluzione, basterebbe trovare uno che sta lì vicino al microfono e spruzza ogni volta quando una ragazza finisce di parlare. Vabbè. Sindaco, stiamo distanti. Stiamo senza mascherina, ma siamo distanti. Grazie per averci dato la possibilità di tornare insieme a voi. Grazie davvero. Grazie mio nei vostri confronti, nel senso che è sempre bello di poter tornare, ed è bellissimo poter tornare alla vita, poter tornare a vedere la piazza che vive, la gente che torna ad avere la voglia, il coraggio e la passione di venire a vedere degli spettacoli dal vivo. È qualcosa che ci mancava tantissimo. Per questo stasera voglio ringraziare tutta la giuria, le ragazze, voi che siete intervenuti, la Proloco, gli alpini che ci danno una mano per la gestione e la Fondazione Canova. Per Possagno questo evento ormai è diventato una tradizione importante, una tradizione con la bellezza, una tradizione con quella che è l'eleganza. Si diceva prima appunto dell'importanza di questo titolo di Miss Eleganza fatto qui a Possagno, sulla nostra scalinata di fronte alla nostra gipsoteca. Siamo fortunati perché su un comune di 2000 abitanti poter avere uno scrigno come questo, invito tutti quelli che non sono venuti ancora a vederlo a venire a vedere la gipsoteca di Antonio Canova, il nostro museo, perché è un qualcosa che lascia senza parole. Io mi emoziono ancora ogni volta che entro, e siamo in un anno particolare per noi, perché il prossimo anno sono 200 anni dalla morte di Antonio Canova e ci aspettano veramente degli eventi importanti, degli eventi enormi che organizzeremo insieme al nostro presidente Vittorio Sgarbi, con il quale stiamo lavorando in maniera pedissequa, in maniera giornaliera, per arrivare pronti a onorare il nostro più grande concittadino Antonio Canova. Beh, direi una bellissima collaborazione, poi complimenti per il presidente che avete trovato, Vittorio Sgarbi è davvero una delle massime esponenti per quanto riguarda l'arte, la storia dell'arte, la cultura italiana, quindi complimenti, avete individuato la persona giusta e so che molto impegno ci sta mettendo in tutto questo, insomma, ecco, quindi credo che questa sia la gratificazione e il premio migliore per voi. Sindaco, io adesso, anzi scendo con lei, perché adesso facciamo entrare sul palco, pensate, guardate, dopo tutte le bellezze che avete visto sfilare in questa scala, adesso siamo io e il sindaco. Lasciamo libera questa scala per fare accomodare tutte le nostre candidate al titolo di Miss Eleganza. Mi sposto da qui perché abbiamo le telecamere dell'amico Mario Bonesi che voglio ringraziare. Prego, tutte sulla scalinata. Abbiamo Mario Bonesi e Gini Ferro Team che ci stanno mandando in onda in diretta. Cosa dite? Gli possiamo far togliere la mascherina? Io penso di sì, siamo all'aperto, cosa dite? Allora fate come quando la foto, mettete la vostra mascherina, ecco, tanto siete in posa, non respirate però per questi 5-10 minuti, non dovete respirare, in modo che siamo tranquilli. No, direi che siamo all'aperto e siete distanziati, ogni 2 scalini, quindi ok. Allora, so che c'è un omaggio floreale per tutte le concorrenti, quindi provvedete voi, così io sto qui, non voglio eccole qui, arrivano i fiori per tutte, guarda che bello omaggio, vedi, per tutte le nostre concorrenti. Il sindaco invece la mascherina, perché ovviamente è lui che potrebbe... Mentre il sindaco consegna le rose, io vorrei qui vicino a me Paola Rizzotti, responsabile dell'agenzia modashow.it, che porta il saluto. Vieni Paola, vieni pure, usa il mio microfono, tanto lo sanno che siamo congiunti, quindi si può. Noi possiamo. Intanto che loro consegnano questo
gradito omaggio floreale, ti chiedo com'è andata? Tornare qui è stata una grandissima emozione. Questo posto al quale siamo molto affezionati, però dopo lo stop dell'anno scorso sinceramente essere qui ha tanti significati. Quindi grazie al Comune, grazie alla Proloco, grazie agli alpini, a tutti i volontari che hanno fatto sì che questa serata si potesse fare. Quindi veramente grazie di cuore a tutti. Grazie Paola, questo è una cosa che va alle ragazze, so, che lo consegnerà al sindaco, lo dirà lui che cos'è, credo che sia una cosa molto apprezzata da tutte le nostre concorrenti questa sera, ma ce lo svelerà il sindaco, il microfono del sindaco è là, quindi lo vado a prendere. Eccoci. Questo lo diamo al sindaco perché vorrei che il sindaco ci raccontasse, è già acceso? No, accendo io. Questo era il microfono del sindaco, lo lasciamo, se ci può raccontare. Questo insieme alla rosa volevamo regalare appunto un ingresso omaggio ad ogni ragazza, così possano tornare a vedere il nostro museo con un po' più calma rispetto alla visita che abbiamo fatto stasera. Bellissimo, questo è un gran bello omaggio e anche da questo caso ho visto le ragazze davvero estasiate di fronte alle opere che ci sono all'interno, quindi sarà un omaggio sicuramente molto molto apprezzato. Al sindaco consegniamo la fascia, poi la corona alla porta su Paola, io vi metto qui al centro, l'ho già il verdetto, io ho già il verdetto, poi lo sappiamo, lo so. Un po' di pazienza. Eccoci, com'è andata signori? Dicono che non si dovrebbe mai chiedere, ma noi chiediamo lo stesso. Guardate le ragazze, voi non sapete cosa stanno pensando di me, di noi in questo momento, sapete? Io lo sento, ma io dopo queste serate sono sempre male alla cervicale la mattina dopo, perché sono loro, ma premia, ma chi che ha vinto, ma non ce la facciamo più, ma voi... Però questi sono bei passaggi perché sono momenti importanti, c'è una rosa in dono che è un bellissimo simbolo, c'è la possibilità di tornare a vedere il museo del Canova, ma adesso... So che per le ragazze, ma anche per noi, perché guardate che insomma noi siamo una grande carovana che da 2 o 3 mesi fa serate, passa delle belle serate insieme a loro, perché poi con queste ragazze insomma, condividiamo ore e ore nei camerini, sul palco, quindi insomma diventiamo un po' di famiglia. Lo spettacolo è anche una grande famiglia e questo è il pregio che ha Paola, che riesce a creare tutto questo tra noi. Quindi dare un verdetto, sappiamo benissimo la gioia che prova la ragazza che viene a sapere che ha vinto e anche quell'attimo di amarezza e di delusione che hanno le altre ragazze, però noi lo diciamo sempre, lo dicevo anche prima di entrare sul palco, Miss Italia è bella perché fino a quando non si spegne la luce bisogna sempre sperare, perché Miss Italia può sempre offrire delle belle sorprese. Questa sera abbiamo la vincitrice del titolo di Miss Eleganza Veneto, abbiamo detto che abbiamo ancora 4 titoli da assegnare, quindi il percorso è ancora lungo, però una di voi questa sera sa che accederà alle finali, alle prefinali nazionali di Miss Italia. Lei è la concorrente numero, non guardate, allungano gli occhi senza gli occhiali. Vince il titolo di Miss Eleganza Veneto qui a Possagno la concorrente numero 14, Erika Di Liberto. Erika, 19 anni, di Spresiano, dalla provincia di Treviso. Arriva Paola, la corona consegnata in la mano, la indosserà lei se riesce. E io vi chiedo un applauso per Beatrice la numero 1, Gloria la numero 2, Carla la numero 3, Natalia la numero 4, Matilde la numero 5, Giorgia la numero 6, 7 Alessia, 8 Chiara, 9 Morena, 10 Benedetta, 11 Martina, 12 Chiara e poi il numero 13 Martina, Erika la numero 14 che ha vinto questa sera, Isabella la numero 15, 16 Alessandra, 17 Jennifer e non sono finite qui perché abbiamo anche la concorrente numero 18 che è Serena, 19 Sara, 20 Vanessa, 21 Aurora, 22 Giulia, 23 Andrea, 24 Emily, 25 Deborah. La corona ovviamente è quella di Miluna che noi ringraziamo, così come pure ringraziamo di Maci, Senone di Acconciature di Miss Italia e poi ovviamente gli amici di Rocchetta, l'acqua della bellezza. Amici, lei è Miss Eleganza Veneto 2021, Erika Di Liberto. E altre ragazze le facciamo entrare in camerino perché ovviamente saranno tantissime.
Adesso rimettetevi la mascherina però quando entrate. Erika. Toccata. Abbiamo fatto una finale, stava per svenire la ragazza che ha vinto per l'emozione. Erika, tu ti prego no. Adesso si sta sciogliendo Erika, ormai conosciamo le reazioni. Amici di Fossagno, sindaco, grazie ancora. Paola, grazie, ovviamente tu raggiungi le nostre ragazze. Come Erika? È rimasta senza parole. Amici di Fossagno, grazie per come ci avete accolto, grazie a queste bellissime ragazze e grazie a voi. Siete stati in nostra compagnia questa sera. Grazie, arrivederci alla prossima. Ovviamente se volete sapere quello che succede le pagine Facebook e Instagram di Miss Italia Veneto. Grazie da Michele, arrivederci alla prossima. Ciao agli amici di Giri Ferro Team che ci stanno guardando sulle pagine Facebook e magari su YouTube nel loro canale nei prossimi giorni. Noi siamo qui a Fossagno, ci siamo divertiti, c'è Erika che ha vinto questa sera e questa sera qui davanti a noi abbiamo lavorato di fronte alla Gipsoteca del Canova. Venite, 200 anni del Canova, della morte del Canova l'anno prossimo, grandi festeggiamenti stanno preparando qui e qui c'è un museo bellissimo da visitare. Grazie sindaco, grazie a voi, ciao a tutti, buona serata e buona estate. Amici di Faro Team, la tappa si è ufficialmente conclusa e siamo qui con la splendida Miss Eleganza per il Veneto eletta questa sera qua a Fossagno davanti alla casa del grande Antonio Canova. Adesso si presenterà velocemente per noi perché tra poco dovremo accompagnarla all'interno del museo, quindi dobbiamo fare una cosa veramente veloce. Buonasera a tutti, sono Erika Di Liberto, ho 19 anni, vengo da Spresiano, un paesino in provincia di Treviso e sono una studentessa di farmacia, della facoltà di farmacia. Beh, complimenti, hai anche vinto in casa tra l'altro, quindi deve essere ancora una cosa ancora più bella. Sì, infatti sono molto fiera. Dovete sapere che lei quando ha vinto è rimasto un attimo ha detto non sto capendo, è arrivato fino a qua, perché non ha messo fascia e corona, anche lì ha realizzato veramente poco. Non me lo aspettavo. Adesso dovrei andare alle pre-finali nazionali. Sì. Sei pronta? Già scelto l'abito, già scelto il tacco, già pronta? Sinceramente ancora no, però adesso ci lavoriamo, abbiamo ancora tempo, tanto sono a settembre, quindi da oggi in poi ci sarà una lunga preparazione e soprattutto molto intensa. Esatto. Complimenti ancora, Grazie ti ringraziamo mille per questa intervista e adesso Grazie andiamo mille all'interno del museo. Va bene. Amici di Ferro Team, questa tappa si è conclusa, è stata eletta anche la Miss di questa serata. Miss Italia è tutto per questa sera. Vi ricordiamo l'appuntamento di domani per sempre una tappa di Miss Italia, però è una tappa per accedere alle finali regionali a Forte Marghera, l'ultima tappa possibile per accedere alle finali regionali e dopo proseguiremo con altre tappe per la finale regionale per accedere alle finali nazionali. Vi ricordiamo anche l'appuntamento del 27 per eleggere Miss Veneto. Un bacio a tutti e buonanotte, ciao e alla prossima!